Io aspetto il vostro via, ok? Facciamo tutti e quattro un Sì, sì, faccio un giro veloce, vi chiamo velocemente tutti così fate un saluto. Allora, parto con la Giovanna, poi Enrico, Andrea, Alfonso. Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che ci introduce in un importante appuntamento nella provincia di Verona, in particolare a Colognola ai Colli, in occasione della 67esima edizione della Sagra dei Bisi. Un appuntamento che si terrà dal 16 al 19 maggio e dal 23 al 26 maggio a Colognola ai Colli e un appuntamento molto sentito, una tradizione importante che riafferma la cultura contadina racchiusa in questo legume che è di fatto il biso di Colognola ai Colli, cioè il pisello verdone nano che è un tipico di ortaggio della zona di Colognola ai Colli, dal quale nasce 67 anni fa l'idea di un mercato contadino per trasformarsi poi in un appuntamento importante, un appuntamento dedicato ad un'intera sagra che riunisce una comunità fatta dei bisicoltori, cioè dei nostri agricoltori che hanno la capacità di coltivare e produrre un prodotto di grande qualità e dall'altra una comunità che si stringe in questa festa dando proprio il senso come una volta si faceva nella cultura contadina, ma ancora oggi si porta avanti questa tradizione dove tutto il paese si unisce insieme e vengono tantissimi visitatori non solo della provincia di Verona ma di tutto il Veneto e oltre per questo importante appuntamento. Un appuntamento che quest'anno ricorda sempre che dal 2019 la sagra di Colognola ai Colli è stata classificata come sagra di qualità e ricordando sempre che il verdone nano è una deco che ovviamente rimane nell'ambito del prestigio delle deco che abbiamo nel territorio veronese e veneto e ancora degli altri elementi di novità che poi ci spiegheranno i protagonisti di oggi. Prima di lasciare la parola al sindaco, chiedo al collega Stefano Casali di Verona, poco fa c'era anche qui e ringraziamo il collega Enrico Corsi per un saluto a testimonianza di come sia un appuntamento molto sentito nella provincia di Verona. Grazie qua con me. Io ringrazio moltissimo il collega Alberto Bozza e naturalmente il sindaco, i suoi assessori e i rappresentanti della Proloco. Questa è un'iniziativa bella, intelligente e importante a 360 gradi perché coinvolge le realtà produttive, un prodotto straordinario che chiama turismo e un'amministrazione che è fortemente radicata nel territorio. In Veneto ci sono una varietà unica di prodotti enogastronomici, una varietà incredibile che fa sì che la nostra cucina, le nostre tradizioni siano veramente uniche al mondo e quindi valorizzarle in questo modo fa sì che siano felici i veneti e i vostri concittadini e tutti gli amici della provincia di Verona e non solo, ma fa sì anche che in qualche modo si muova l'economia e si valorizzi una realtà molto importante. Io mi ricordo che alla conferenza stampa che è stata fatta a Verona a Castelvecchio, l'assessore all'agricoltura Nogara diceva che Cicerone ha detto l'arte migliore è l'agricoltura. È vero perché produce delle cose preziose. Questo prodotto, il pisello, è un prodotto buonissimo, straordinario, che piace a tutti e quindi questa sagra che arriva al numero 67, quindi insomma ha già una bella maturità, siamo orgogliosi, penso anche a nome del collega Bozza e degli altri amici consiglieri veronesi, che cresca sempre di più e che sia diventata un bel punto di riferimento. Grazie per il vostro lavoro, verremo con appetito a trovarvi. Grazie a Stefano e allora dicevamo un appuntamento importante e il sindaco ovviamente di Colognola ai Colli ormai è
abitudinario di questo palazzo. Abbiamo voluto anche quest'anno ospitare la conferenza stampa, allora lascerei la parola a Giovanna Piubello, il sindaco di Colognola ai Colli, perché ci spieghi quali sono gli elementi di novità di questa 67esima edizione. Grazie intanto per l'ospitalità, è davvero un piacere venire qua per questo grande evento che a Colognola ai Colli è giunto alla 67esima edizione, di questo siamo veramente orgogliosi. È la festa della nostra comunità, perché già in paese si respira questo fermento, questa agitazione per la festa, per questa sagra del Biso. È lui il protagonista di questa sagra, perché diciamo che in questi anni, grazie all'associazione Proloco, all'associazione Bisicoltori e alle amministrazioni che si sono succedute, abbiamo visto un incremento eccezionale di persone, insomma, che si recano alla sagra. Questa, diciamo, è la festa proprio della nostra comunità e diciamo che il prodotto è stato curato dai nostri, io li chiamo contadini, perché sono loro che seminano, coltivano, e da tanti volontari che sgranano e poi alla fine creano proprio questa sagra. Io devo dire grazie a tutti, soprattutto ai volontari che lavorano, perché senza di loro la sagra non potrebbe esistere. Gli eventi che quest'anno sono numerosi, sono, diciamo, nel nostro volantino, ma sono talmente tanti perché ci sono eventi culturali, eventi di spettacolo, e quindi io credo che la nostra sagra sia non solo tradizioni e radici, ma sia anche storia e cultura. Quindi sono veramente orgogliosa di far parte di questa amministrazione e portare avanti insieme a tutti i volontari e alle associazioni questo evento. Grazie Sindaco, giustamente ricordava non solo l'importanza dei volontari, ma anche del senso di comunità che si unisce e si stringe attorno a questa festa. E quindi adesso inviterei l'assessore Enrico Martelletto, assessore alla valorizzazione del territorio dei Colognola ai Colli, per un saluto, e anche perché quest'anno ci sono degli elementi, diciamo, sportivi. Prego, vieni pure Enrico, vicino al sindaco. Ci sono elementi, dicevo, sportivi, dalla gara ciclistica fino alla passeggiata, proprio per dare anche, come dire, un ulteriore valore aggiunto a questa sagra, ricordando anche l'incentivo che la Regione Veneto, ad esempio, fa nella giornata dei Colli Veneti, dove Colognola ai Colli è un territorio vocato ai nostri Colli Veneti, proprio per dare non solo l'esaltazione della bellezza del territorio, ma unire anche degli elementi culturali e sportivi. E la Sagra dei Bisi, ad esempio, in questa 2 weekend a disposizione, abbiamo visto che ospiterà delle gare ciclistiche e delle passeggiate. Certamente, come ricordavate poc'anzi sia il sindaco che il consigliere, la Sagra dei Bisi è frutto del lavoro di volontari e di anche tante riunioni che facciamo nei mesi precedenti, perché ogni anno cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa, qualche elemento di novità e di superare l'edizione precedente. È chiaro che sta diventando sempre più complicato perché ogni anno è un successo e quindi ripetersi e superarsi è evidentemente sempre una sfida che però raccogliamo sempre con grande entusiasmo. Perché a Colognola noi abbiamo una Proloco rodata, efficiente, che appunto a volte quasi sembra quasi che il successo della sagra lo si dia per scontato perché sono talmente bravi, però bisogna tenere presente, come abbiamo anche saputo, abbiamo anche ascoltato a Roma all'Assemblea Nazionale delle Proloco d'Italia, che le Proloco sono sono vere sentinelle dei nostri territori, che portano avanti le tradizioni e i costumi che
può essere anche che senza queste associazioni così importanti rischiano di andare perduti. E l'Italia ha un enorme patrimonio immateriale che deve essere portato avanti dal lavoro di questi grandi volontari. E dicevamo quindi le novità di quest'anno. Abbiamo la Gravel dei Bisi, che è una manifestazione ciclistica non competitiva, sostanzialmente una sorta di tipologia in mountain bike, che porterà visitatori e atleti in particolare sul territorio, percorrendo stradelle e sentieri di cui Colognola appunto si fregia, è molto ricca. E questa manifestazione ha il lato estremamente positivo che va a promuovere il territorio all'estero, perché la Gravel attira anche visitatori da ogni parte, anche fuori dai confini nazionali, e quindi siamo orgogliosi di portarla a Colognola per la prima volta, ma dovremo ripeterci di anno in anno con questa iniziativa. Inoltre, come ricordava il consigliere, ci sono anche le passeggiate culturali, sempre molto affollate, sempre molto partecipate, grazie anche alla disponibilità dei proprietari delle ville, di cui appunto anche di questi luoghi di punti di interesse Colognola è molto ricca, e grazie appunto alla disponibilità dei proprietari riusciamo a entrare e a portare le persone a visitare questi luoghi davvero meravigliosi con i loro giardini all'italiana. E quindi d'altra parte, quando gli si offre la possibilità di una passeggiata con questi luoghi culturali importanti, il piatto di lasagnette coi bisi e ovviamente accompagnato a un calice dei vini del nostro territorio, che sono delle eccellenze ineguagliabili, è ovvio che i successi sono scontati. E infine andiamo anche a riportare in auge l'enoteca della Sagra, che sarà appunto costituita dalle primizie, dai prodotti delle cantine del nostro paese, nella quale appunto si potrà degustare, i visitatori potranno degustare i migliori vini del nostro territorio, e quindi anche qui andremo a promuovere il nome di Colognola, sicuramente anche dentro e fuori i confini del nostro paese. Grazie all'assessore Martelletto. Si ricordava appunto l'importanza della cultura contadina, un territorio quindi vocato all'agricoltura. Inviterei quindi a venire qui all'assessore Andrea Nogara per un saluto, ricordando anche che 2 giorni fa, come diceva il collega Casali, proprio a Castelvecchio c'è stata la conferenza stampa di presentazione di questa edizione, ma ricordando anche e soprattutto proiettando in anteprima un film del regista Mauro Quattrina, che è riuscito in 60 minuti, se non sbaglio, a racchiudere la storia che dietro questo legume rappresenta un territorio, con ovviamente la sua capacità anche di trasmettere l'evoluzione di un territorio stesso, oltre che l'esaltazione di questo legume, ma che racchiude anche spaccati di vita vissuta di Colognola ai Colli, per cui quel senso di comunità che si diceva prima, che si ripete nella storia, che si vuole tenere in vita. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Alberto per l'invito, grazie anche al consigliere Casali e al consigliere Corsi, che era presente prima, per questa opportunità che ci date di pubblicizzare la nostra sagra. Come diceva Alberto, 2 giorni fa abbiamo presentato questo importante docufilm realizzato dal regista Quattrina, dove abbiamo voluto fissare un po' questa nel tempo, cioè con un documento che resterà quella che è la coltivazione del biso di Colognola, esaltandone le qualità organolettiche, ma anche le qualità, diciamo così, di aggregazione che questo legume porta nel nostro paese. Assieme non dimentichiamoci il ruolo fondamentale della nostra Proloco nel saper poi tradurre in piatti buoni, ma poi ne parlerà il Presidente, questo nostro frutto dell'eccellenza. E non dimentichiamo che noi siamo anche terra di vini,
come diceva anche prima il collega Martelletto, noi siamo un paese che produce 2 dock importanti della provincia di Verona, il Soave e di Valpolicella. Ci sarà appunto quest'anno di nuovo all'Enoteca, ma anche ai chioschi si possono degustare i vini delle nostre cantine, e il giovedì 22 alle 18 faremo un importante convegno dove si parlerà appunto del Soave, del nostro vino principe che è prodotto con la Garganega, e ne parleremo con illustri ospiti diciamo del territorio, delle nostre cantine della zona. Io non posso che ringraziarvi ancora per questa opportunità e venite alla Sagra. Grazie ad Andrea Nogara, e quindi si ricordava anche l'importanza del vino, di un territorio vocato alla produzione di una denominazione veramente di qualità, che è il Soave, che dobbiamo davvero come veronesi insieme, anche lo dico come appello istituzionale, valorizzare di più e meglio, perché è un prodotto che in questi anni è riuscito, grazie ai produttori, ad assumere una qualità importante, una gradevolezza anche nei consumatori molto davvero apprezzata, per cui dobbiamo insistere perché il vino Soave è un vino d'eccellenza, un vino di qualità, dobbiamo farlo conoscere di più e meglio, senza inventarci nulla, ma semplicemente raccontando quello che sa esprimere un vino così importante e così versatile. E quindi gli ingredienti, però, senza i volontari da una parte, che sono maestralmente, diciamo così, gestiti dalla Proloco, quindi invito Alfonso Avogaro, il presidente, che in stretto contatto con l'associazione Bisicoltori ovviamente danno i 2 ingredienti essenziali e fondamentali per fare la Sagra, i volontari da una parte e la materia prima dall'altra. Noi ci consideriamo il braccio forza lavoro, noi abbiamo questo compito di gestire, vado fiero di essere sempre in sintonia con l'amministrazione, con i bisicoltori, con tutte le categorie del comune, che facciamo squadra. Questa è la nostra forza, penso, che un comune che va d'accordo si riesce a sfondare qualsiasi muro e promuovere il nostro prodotto nel modo migliore. La Sagra ormai è consolidata, ci saranno delle manifestazioni più o meno, è da anni però che nella nostra festa abbiamo introdotto solo tappo sughero. Noi somministriamo solo bottiglie in tappo sughero. No, la mesita alla spina saranno 10 anni ormai che l'abbiamo tolta, perché proprio è il compito di valorizzare il nostro prodotto. Ecco, questa è la nostra forza. Vi aspetto alla nostra Sagra. Siete benvenuti. Grazie Presidente. Grazie. E devo dire che insomma è anche una curiosità, è anche bella vedere i tanti volontari che sgranano i piselli durante i giorni antecedenti la Sagra, e credo proprio che dia il senso del volontariato, del senso di comunità e del cercare di creare quella filiera che si ricordava prima tra bisicoltori, volontari, amministrazione e associazioni che si stringono attorno ad un paese per una festa tra le più sentite e apprezzate. Per cui ricordiamo il programma dal 16 al 19 e dal 23 al 26 maggio, è possibile visionarlo in tutti i canali social, Facebook, piuttosto che anche immagino nel sito del comune, e quindi l'appuntamento non ci resta che andare a degustarlo direttamente. Cari veneti e cari veronesi, venite a Colognola ai Colli in questi prossimi giorni e troverete sicuramente un'ottima cucina e un gran clima di allegria che fa sempre bene. Quindi grazie per questa giornata e in bocca al lupo per la 67esima edizione.